Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questa mattina mi trovo a Contracerbaro e salirò sul Novegno. Voglio farvi vedere il monte Priaforà e allora incominciamo questo bellissimo sentiero. Laggiù in fondo il Summano e le sue creste. Cason del Pastore, interessante. Ecco, qui sto attraversando una zona che qualche settimana fa è stata colpita da un brutto incendio. Sono sopra la frazione di Tretto e ho scelto per voi un percorso molto duro, abbastanza tosto. Non ho fatto la classica strada per andare su Priaforà e sul Novegno, ho scelto una strada alternativa visto che oggi le gambe sembrano girare, quindi proseguiamo. Iniziate a divertirsi oggi, vedrete. Avete visto qui dietro c'è proprio tutta l'impronta dell'incendio di qualche settimana fa, ma vedete l'erba sta crescendo, la natura quindi ha pieno potere e pieno dominio su tutto quanto e sa rigenerarsi. Questo credo sia un pensiero molto positivo per Buongiorno creatura, stai lì? Io vado avanti, qua si fa bella. Finalmente in questo bivio trovo anche dei cartelli del CAI, perché fino adesso la segnaletica non è stata delle più generose. Allora, io arrivo dal sentiero 444 che indicava Malga Branzone, Contrada Alba, Bosco di Tretto. Adesso proseguirò per Passo Campedello, Malga Campedello e Busa Novegno. Quindi farò il sentiero 455. Bene, andiamo avanti, finalmente trovo delle indicazioni. Prima mi sono orientato un po' con un'applicazione che uso nel telefono e un po' così ad orientamento personale, quindi diciamo che la segnaletica si può sempre migliorare. Qui l'aria sa veramente ancora di caligine. Sto attraversando proprio dove c'era l'incendio qualche settimana fa e questo odore insomma mi fa pensare che in questa montagna si è combattuta anche la prima guerra mondiale. Questo era un confine molto combattuto tra l'impero austro-ungarico e l'Italia di fatto. Qui nel 1916 c'è stata la Strafexpedition, quindi il Novegno è ricordato anche per questo. E niente, storie delle nostre, delle mie montagne, che mi fa sempre piacere condividere con tutti quanti voi.
Ragazzi, benvenuti sul Priaforà. Questo è l'occhio sulla Valdastico. Eccoci qua. Arrivati in vetta. Ora sono qua con dei ragazzi di Arsiero. Arsiero è il paese che sono passato nel cammino a Fogazzaro Roi, che trovate nei video scorsi, andate a cercarveli, e anche loro vi vogliono dire di andare ad Arsiero, giusto? Sì, certo. Perché è un paese molto vivo. Sì. Molto vivo. Si mangia, si beve. Si mangia, si beve, ci sono tanti sentieri per andare oltre le montagne. Esatto. In zona. Salutiamo il fotografo ufficiale. Esatto, lui mi ha fatto le foto. Sì. Speriamo bene. No, le ha fatte bene, fate veramente bene fotografie. E fate la pubblicità, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Il nostro amico qui che conviene. Esatto. Grazie. Bene, sto scendendo dalla cima del Priaforà, che sono 1630 metri più o meno. Qui dietro c'è proprio il Priaforà. E adesso vedrò come riscendere, perché ogni camminata è sempre in divenire. La bellezza della libertà del camminare è proprio questa. Ora sono al passo di Campedello, a un'altezza di 1437 metri e questo è lo spettacolo che mi sto godendo in questo momento. Molto bello, si sta un po' rabbuiando il tempo, ma l'idea è quella di proseguire e andare avanti a tutta perché ci si diverte. Adesso sono a Malga Campedello e lì è dove ero prima.
sulla cima del Priaforà. In fondo là c'è la croce, vediamo se con uno zoom si riesce a farvela vedere meglio. Eccoli, insomma una bella camminatina notevole. Benvenuti in Busa Novegno, siamo a 1512 metri e il paesaggio è veramente incantevole. Faccio una bella carrellata. Che quiete, che pace e che armonia con la natura e con se stessi. Adesso io prendo il sentiero 422 per Contrarossi e poi mi collegherò per tornare a Contracerbaro. Veramente un bel giro che vi consiglio. Adesso quando verranno le belle giornate sicuramente potrà fare il caso di molti, veramente bello. Allora la cosa bella è che qui in Busa Novegno ho trovato una guida escursionistica ambientale dell'altopiano di Asiago. Accompagnatore di media montagna. E lui si chiama? Michele Savio. Michele Savio. Appassionato di storia. Di storia della Grande Guerra, ma anche di natura, flora, fauna e geologia. E quindi insomma questo è un po' il mio pane di quando accompagno le persone in escursione. Quindi da quanti anni lo fai? Lo faccio dal 2014, sono iscritto al collegio Guide Alpine del Veneto e propongo vari tipi di attività sempre a livello escursionistico, quindi dal trekking alla mountain bike, al river trekking, alle ciaspolate durante il periodo invernale, quindi cerco di coprire un po' tutto il periodo dell'anno, diciamo. Dove possiamo trovarti come canali per avere informazioni su di te, per magari contattarti, per avere... Potete trovarmi sulle mie pagine Facebook, Michele Savio, oppure sul profilo Instagram, ho anche un sito internet, michelesavio.it, dove trovate anche i miei recapiti telefonici, email e quant'altro, insomma. E pubblichi anche le tue uscite, quindi... Pubblico anche tutti gli eventi sulla pagina Facebook, generalmente, che è quella che uso di più in assoluto. Benissimo, benissimo. Mi fa piacere e sicuramente ci rivedremo nell'altopiano, perché voglio veramente venire ad esplorare quella zona con chi se ne intende. Mi farebbe molto piacere. Grazie, sai. Grazie a te. Grazie. Ciao. Eccoci qua, allora, piccola indicazione perché qui è dove prima ho scelto di fare la deviazione. Allora, adesso vi spiego bene. Io dopo il parcheggio ho seguito questo sentiero SU1 e sono salito per di qua. Normalmente la strada per andare sul Priaforà è questa da dove sono sceso io, quindi per consigliare a chi volesse farla, se avete un po' di gamba e avete voglia di farvi un bel percorso dove si spinge un po',
fate la strada che ho preso io, oppure salite qui per la strada normale che va verso il Novegno. Spero che questo sia un'indicazione utile. Adesso io scendo, praticamente sono già arrivato quasi al parcheggio di Cerbaro. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like, fatemi sapere cosa ne pensate, consigliatemi dei giri. Vi ricordo che se volete fare una camminata in amicizia con me potete contattarmi nei vari social, è sempre un piacere. E niente, vi do il saluto da questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!